Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Tentato femminicidio a Catania, è ancora ricoverata in terapia intensiva la donna aggredita in strada dall'ex marito nel quartiere di Picanello. Fermato l'uomo che le ha inferto 12 coltellate. Stupro a Palermo e caccia a 2 ragazzi del quartiere dell'Arenella. Uno di loro è accusato di violenza sessuale su una turista americana di 18 anni. La ragazza non ricorda quasi nulla di quella sera. Le chat su Tinder sono state cancellate. Mio marito non si è suicidato, è stato ucciso. Continua a lottare per la verità Francesca Donato, la moglie dell'imprenditore Angelo Onorato, trovato morto a Palermo 2 anni fa nella sua auto. Le indagini prorogate di 6 mesi. Ancora il caso del Santone a capo di una comunità di Cefalù da cui sono stati allontanati 2 bambini. Eravamo sorvegliati a vista, andarsene non era facile, racconta una testimone che ha vissuto per anni nel gruppo. Alla Villa Bellini di Catania la 4ª edizione della caccia alle uova di Pasqua, un momento di socialità e di divertimento per mamme e bambini. Calcio per il Palermo in vigilia di campionato, domani al Barbera e Rosanero sfideranno l'Avellino. Inzaghi ha già in mente l'11 da schierare contro gli Irpini. In Serie C Pasquetta in campo per il Catania che ospita il Picerno, ancora assente Forte, in attacco resta vivo il ballottaggio tra Caturano e Lunetta, delusione per Siracusa e Trapani che non vanno oltre il pareggio contro l'Atalanta Under 23 e Monopoli. Bentrovati, partiamo con il tentato femminicidio a Catania. Parliamo della donna che è stata accoltellata nel quartiere di Picanello. Fermato l'ex marito con l'accusa appunto di tentato femminicidio. L'uomo ha confessato, la donna è stata colpita con 12 coltellate ed è ancora ricoverata in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico. Sentiamo Orazio Longo. Non avrebbe accettato la volontà della moglie di interrompere la relazione, volontà che quest'ultima gli aveva comunicato durante il periodo in cui lui era detenuto. Con l'accusa di tentato femminicidio e porto illegale di armi o oggetti atti a offendere, è stato fermato e condotto in carcere il 56enne che ha tentato di uccidere l'ex moglie di 51 anni, colpendola con 12 coltellate davanti a un negozio nel rione Picanello a Catania. Durante l'interrogatorio l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Secondo la ricostruzione della procura, una volta tornato in libertà l'indagato avrebbe preso contezza della volontà della moglie di porre fine al rapporto e, non accettando la decisione, avrebbe minacciato la vittima fino a giungere al tragico epilogo. Poi è scappato, ma la sua fuga è durata poco più di 14 ore. I carabinieri lo hanno fermato nello stesso rione bloccandolo in piazza Pergolesi. In caserma l'uomo ha sostenuto di aver agito al culmine di una lite per una forte conflittualità familiare e per motivi che riguardano il fatto di vedere la figlia piccola. Ha negato la premeditazione sostenendo di avere con sé il coltello che solitamente utilizza per raccogliere la verdura. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo a bordo di uno scooter avrebbe raggiunto l'ex moglie in via Villa Glori, dove ci sarebbe stata una discussione che è poi degenerata. La coppia si era separata da 3 anni mentre l'uomo era in carcere, da dove ne era uscito l'8 marzo. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Per la coltellata al cuore è stata trasferita alla clinica Morgagni di Pedara, dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Si cercano altri 2 ragazzi del quartiere palermitano dell'Arenella per chiarire la violenza sessuale che è stata denunciata da una turista americana di 18 anni. La ragazza non ricorda quasi nulla e le chat su Tinder di quella sera sono state cancellate. Manlio Viola. La violenza sessuale denunciata e il mistero delle chat cancellate. A 2 ore dai fatti che hanno coinvolto una 18enne americana in vacanza a Palermo, non è ancora chiara la dinamica di ciò che è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì. Gli investigatori della squadra mobile cercano 2 ragazzi abitanti nel quartiere Arenella che avrebbero passato la serata con l'amica della ragazza violentata e che sarebbero arrivati nel B&B delle 2 giovani insieme all'altro ragazzo indiziato per la violenza. La vicenda è complessa e
inizia la sera di mercoledì. Le due ragazze americane raccontano di aver passato la serata in discoteca. A tarda ora, rientrata in camera, la giovane inizia a chattare su Tinder con un ragazzo appena conosciuto. Alla fine lo invita in camera. Il giovane si presenta con due amici che tornano a uscire con la seconda turista americana. I due giovani rimasti soli hanno un rapporto sessuale consensuale, poi il buio. La diciottenne si sveglia giovedì mattina piena di lividi e senza ricordare nulla e presenta denuncia, ma qualcuno ha cancellato le chat su Tinder e lei non ricorda di averlo fatto, nonostante sia lei stessa a consegnare il cellulare agli investigatori. Le due turiste americane sono adesso ripartite per tornare a casa e gli inquirenti si trovano davanti a un rebus. C'è un vuoto di diverse ore da riempire e in quelle ore sarebbe avvenuta la violenza, ma anche un furto di gioielli, ma il come, il quando e il chi sono ancora nebulosi. 44 migranti, tra cui donne e bambini, sono stati salvati dopo aver trascorso 5 giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata tra la Libia e la Tunisia in condizioni estremamente difficili. Dopo il recupero da parte della ONG Sea-Watch, il gruppo è stato trasferito a Lampedusa. Francesco Triolo. Si sono rifugiati per 5 giorni sulla piattaforma di Don tra Libia e Tunisia per sfuggire alla tempesta prima di essere soccorsi e fatti salire a bordo di Aurora, la nave veloce dell'organizzazione umanitaria Sea-Watch. Un'attesa lunga e drammatica trascorsa in condizioni precarie con scarse riserve di acqua e di cibo e senza alcuna assistenza. Adesso i 44 migranti sono sbarcati a Lampedusa, da dove la nave della ONG era partita ieri mattina dopo una segnalazione lanciata da Alarm Phone, la rete che raccoglie le richieste di aiuto nel Mediterraneo. Aurora sta navigando verso nord per portarle al sicuro. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne e bambini, aveva fatto sapere Sea-Watch nelle ore dell'operazione. In un primo momento le autorità italiane avevano indicato Porto Empedocle come porto di sbarco, ma la distanza è stata giudicata incompatibile con il carburante disponibile a bordo. Da qui la richiesta, poi accolta, di attraccare direttamente a Lampedusa. Una volta arrivati sull'isola, i migranti sono stati presi in carico dalle autorità per le prime visite mediche e le procedure di identificazione. Le loro condizioni, segnate da giorni di esposizione alle intemperie e dalla mancanza di beni essenziali, restano al centro dell'attenzione mentre prosegue il monitoraggio delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale, ancora una volta teatro di emergenze e operazioni di soccorso. E ancora un giallo, la morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Ai nostri microfoni parla la moglie che dice: ribadisco che mio marito non si è suicidato, qualcuno invece lo ha ucciso. Marco Gullà. Nei giorni scorsi il GIP ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, chiedendo ulteriori indagini sulla morte di Angelo Onorato. L'imprenditore e marito dell'ex eurodeputata Francesca Donato era stato trovato senza vita nel suo SUV con una fascetta da elettricista stretta al collo il 25 maggio 2024. La famiglia non ha mai creduto all'ipotesi di suicidio. Ai nostri microfoni la moglie continua a ribadire che ci sono elementi che portano sempre più alla pista dell'omicidio. Ci sono vari elementi che portano ad escludere categoricamente l'ipotesi di un suicidio, non solo quelli psicologici che dimostrano come non ci fosse alcuna idea suicidaria in lui, il prelievo al bancomat, l'acquisto del pandarancio che è stato trovato accanto al suo cadavere proprio fra i due sedili quando è stato ritrovato. Ma c'è un elemento oggettivo che allarga le maglie del caso. Assenza di impronte digitali sulla fascetta che aveva al collo, che quindi non può essersi stretto da solo, in quanto la necessità della pressione per chiuderla avrebbe chiaramente fatto lasciare le sue impronte digitali, mentre chi l'ha fatto al suo posto evidentemente indossava dei guanti. Ma anche lo sportello posteriore destro ritrovato aperto quando lui è stato trovato al posto di guida con la cintura allacciata, peraltro con la linguetta inserita nello spazio della cintura del passeggero, perché nella sua c'era un fermo metallico che lui utilizzava per non farla suonare, in quanto non aveva l'abitudine di mettere la cintura. Il dubbio se si sia trattato di suicidio o omicidio permane, ma ci sarebbero lacune nelle indagini della procura e della polizia. E adesso il caso del Santone, a capo di una comunità da cui sono stati allontanati 2 bambini. Eravamo sorvegliati a vista, andarsene non era facile, ha raccontato una donna palermitana che ha vissuto per anni nel gruppo. Lorena Dolci.
Consumo di droga, manipolazione psicologica, regole rigide. Era una comunità fortezza quella creata dal sedicente guru Mark Koppicar, Shanti per i seguaci, fermato qualche giorno fa mentre cercava di fuggire da Cefalù dopo l'inchiesta per concorso e maltrattamenti e l'allontanamento di 2 bambini dal gruppo di Gibil Manna, affidati adesso al nonno siciliano. Il racconto è di Claudia Lauria, palermitana, che ha vissuto 7 anni accanto al Santone. A Repubblica ha raccontato il sospetto che ci somministrasse sostanza a nostra insaputa per provocare stati di leggerezza e dare l'impressione di veicolare energia. Il fulcro delle sue predicazioni era una vita naturale, il distacco dalle cose materiali, mentre dall'altra incassava donazioni dagli affiliati, denaro con cui fra l'altro aveva acquistato questo castello in Scozia. È in questa gabbia dorata che ha vissuto anche Claudia. Ricorda l'obbligo di vestire di nero, il lucchetto al telefono, il divieto di lasciare la tenuta, i processi collettivi per ogni no. Ho dovuto fingermi mansueta per 2 mesi e promettere che sarei tornata. Un gioco di manipolazione e seduzione. Instauravo rapporti con le donne più facoltose, il regime di poligamia, racconta. Negli ultimi mesi il gruppo si era trasferito in questo casolare semideroccato. Qui 2 bambini di 11 e 7 anni non andavano a scuola e non avevano mai visto un pediatra. Erano perfino costretti a fare le ronde di notte. A Ispica, nel Ragusano, è stato ritrovato senza vita il corpo di un escursionista di 36 anni. Il giovane era precipitato da una parete di circa 60 metri di altezza. Il corpo è stato individuato nei pressi del convento Santa Maria di Gesù in una zona impervia. Per consentire il recupero sono intervenute le unità del soccorso alpino e speleologico siciliano. È il sistema di tracciamento che sta conquistando i pronto soccorso di diverse province siciliane. Elaborato dall'ASP di Siracusa, permette di tenere costantemente aggiornati gli accompagnatori dei pazienti, seguendo in tempo reale l'iter diagnostico e terapeutico. Con le nostre telecamere vi portiamo all'Umberto I di Siracusa con Francesca Loi. Si scrive PS Tracking, si legge innovazione. Nei pronto soccorso del Siracusano l'accompagnatore può seguire passo passo il percorso del proprio caro. Lei mi lascia il suo numero di cellulare, io lo carico sulla scheda, gli arriverà un SMS con un codice OTP. Tutto parte da qui. Nel triage si dà il numero di cellulare della persona che si vuole tenere informata. Così, aprendo l'SMS, cliccando sul link e inserendo i dati, si hanno gli aggiornamenti in tempo reale. Il decorso del proprio iter all'interno del pronto soccorso nel rispetto della normativa sulla privacy e avere quindi contezza di tutto quelle prestazioni o di tutte quelle attività che sono eseguite proprio sul paziente. Quindi sono 3 le fasi per attivare il nuovo sistema di PS Tracking, una novità che sta già riscuotendo molto apprezzamento. Abbiamo dei feedback positivi perché permette di evitare l'isolamento del paziente all'interno del pronto soccorso. I problemi comunicativi si sono ridotti notevolmente e l'utenza è davvero contenta di questo nuovo sistema. Un sistema innovativo ideato e sviluppato dall'ASP di Siracusa, adesso replicato anche in altre province. Nell'ASP di Palermo, nell'ASP di Catania, nell'IRCS di Messina e abbiamo in contatto in questi giorni con l'ASP di Enna. Quindi così anche i pazienti sono più tranquilli? Assolutamente sì. A Ioppolo Giancaxio, nell'Agrigentino, la Passio Cristi riporta in strada la Cunnutta, tornata dopo quasi 70 anni grazie ai giovani del paese. Sentiamo Davide Sardo. Tradizione, fede ed emozione nel cuore dell'Agrigentino. A Ioppolo Giancaxio, piccolo borgo di poco più di 1000 abitanti, la Passio Cristi torna a parlare al cuore della comunità. La sacra rappresentazione del martorio riporta in strada la Cunnutta, un rito antico tornato dopo quasi 70 anni grazie all'entusiasmo dei più giovani. Un intero paese si ferma e partecipa in silenzio. Le strade si trasformano, diventano luogo di raccoglimento e riflessione. Il canto dei lamentatori accompagna ogni momento creando un'atmosfera intensa e coinvolgente. Non è solo una rappresentazione, è qualcosa di più profondo. È un'esperienza che unisce generazioni, che parla di identità e appartenenza. Gli sguardi sono carichi di emozione, il silenzio diventa preghiera e ogni gesto racconta una fede vissuta, concreta.
Fondamentale il contributo delle associazioni e dei gruppi partecipanti che con impegno e passione hanno reso possibile l'evento. Così Ioppolo Giancaxio riscopre le proprie radici e rinnova ancora una volta il legame tra tradizione e spiritualità. Nel cuore della Settimana Santa un paese intero si ritrova e si riconosce comunità. E visto che parliamo di Pasqua, alla Villa Bellini di Catania la quarta edizione della caccia alle uova, un momento di socialità e di divertimento per mamme e bambini. Orazio Longo. L'appuntamento ormai consueto alla Villa Bellini di Catania per la caccia alle uova di Pasqua, quarta edizione di un momento di divertimento per i più piccoli e socialità. Un grande percorso all'aria aperta con 30.000 uova colorate nascoste tra viali, aiuole e angoli fioriti, pronte per essere trovate dai bambini fino a un massimo di 10 uova partecipante. Tra queste alcune conterranno premi, mentre la Golden Egg, l'uovo dorato, regalerà una sorpresa speciale. Sono entusiasta, il cestino ce lo siamo già preparati ieri sera e niente, è una festa. Oggi niente social, niente telefoni, ci dedichiamo solo alla caccia. Siamo riusciti a tenere una giornata con questi bambini lontano da social, TV, videogiochi, una bellissima giornata e grazie tanta. Avendo visto questi bambini con quale entusiasmo si sono proiettati, sono affiondati all'inizio dei giochi per trovare queste uova, fa capire quanto sia straordinaria questa iniziativa. Prima ancora di arrivare a Catania, la caccia alle uova è partita da Torino a bordo del treno Sicilia Express, un prologo itinerante, spiega Giovanni Sant'Angelo, a raccontare lo spirito dell'iniziativa, che è quello di portare il gioco creando comunità. La caccia alle uova quest'anno, quarta edizione, ha sempre l'obiettivo, quell'obiettivo che è quello dell'amicizia, quello dello stare insieme all'aria aperta all'interno della nostra bellissima Villa Bellini di Catania, ma soprattutto vivere un momento spensierato anche con i propri genitori, riscoprendo il gioco semplice di una volta, quello che si faceva e che faceva divertire davvero tutti. Parte del ricavato del curioso uovo sarà destinato anche quest'anno al reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi di Nesima. Giorni di festa per tutti, ma non per il calcio, perché tra poco vi parleremo delle partite che si giocheranno e anche di quelle che si sono giocate oggi. Vi aspetto tra pochissimo. Bentrovati, adesso il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani nel giorno di Pasqua affronterà l'Avellino al Barbera. Inzaghi ha già in mente l'11 da schierare domani alle 19:30. Marco Gullà. Le ultime curve, poi il rettilineo finale e il traguardo. Pippo Inzaghi le ha etichettate come 6 finali da vincere per provare a centrare l'obiettivo della promozione diretta. La prima sarà domani, nel giorno di Pasqua alle 19:30 al Barbera, Rosanero contro l'Avellino. Vincere e sperare che Monza e Frosinone non facciano altrettanto. Ogni curva può essere decisiva. Inzaghi ritrova quasi tutta la rosa a disposizione, l'unico assente contro l'Avellino sarà Rui Modesto, out per squalifica. Sul piano tattico si va verso il ritorno al 3-4-2-1 più quadrato rispetto a quello visto a Padova, con i titolari abituali pronti a riprendere il loro posto. C'è però un nodo da sciogliere. 4 difensori, Bani, Magnani, Peda e Beresischi, sono in diffida e nel prossimo turno è in programma lo scontro diretto con il Frosinone. Solito dubbio sulla tre quarti, Leduaron e Jonsen si giocano una maglia. Il francese è leggermente favorito nonostante il norvegese abbia giocato titolare nelle ultime 2 gare. Palumbo e poi Giampalo sono le certezze. Domani al Barbera, nonostante sia Pasqua, ci saranno oltre 27.000 spettatori. E adesso la Serie C, pareggio di 1-1 per il Trapani a Monopoli, Granata in vantaggio nel primo tempo, ma nella ripresa si fanno raggiungere da un gol di Scipioni. Rimane drammatica la situazione in classifica. Sentiamo Franco Cammarasana. Deve accontentarsi del minimo sindacale il Trapani, ovvero un pareggio per 1-1 sul terreno di gioco del Monopoli, dove era sceso in campo con l'intento di ottenere un risultato pieno, l'unico che gli avrebbe consentito, dopo l'ulteriore penalizzazione di 5 punti arrivata in settimana, di continuare a sperare di evitare la retrocessione diretta in Serie D. E per tutto il primo tempo in effetti si è visto un Trapani più determinato e meglio messo in campo rispetto alla gara di Foggia. Già al sesto il portiere Albertazzi deve deviare in angolo un gran destro di Stauciuk. Al 13° ancora Albertazzi deve respingere in angolo un tiro piazzato di Knelzovic. Il Monopoli si rende pericoloso solo al 31° su un destro di Calgagni che sfiora il palo destro.
La pressione del Trapani viene comunque premiata al 37esimo. Al quinto angolo per i Granata del primo tempo decide di testa il giovane croato Borna Knezovic sul tiro dalla bandierina di Benedetti. Il Trapani sembra controllare la gara senza patemi, ma al 67esimo arriva l'1-1. Verticalizzazione di Bettocchio per Scipioni, il cui sinistro si infila dove Galeotti non può arrivare. Reazione Granata quasi assente. Ci pensa il solito Galeotti al 77esimo e al 94esimo a salvare faccia il risultato su altrettante conclusioni del Monopoli. Il Trapani sull'orlo del baratro è rimasto. Pareggio anche per il Siracusa, che questo pomeriggio ha ospitato l'Atalanta Under 23, partita finita 3-3. Sentiamo Marco Petrolito. Tante occasioni, tanto cuore, ma anche troppa ingenuità per il Siracusa. Al De Simone finisce 3-3 tra gli azzurri e l'Atalanta Under 23. Una gara spettacolare, ma piena di rimpianti per la squadra di Turati, che doveva vincere ad ogni costo e adesso vede complicarsi ulteriormente la rincorsa ai play-out. A passare per primi al quinto sono i bergamaschi, corner di Panata e colpo di testa vincente di Cassa, lasciato tutto solo in area. La reazione del Siracusa è immediata, al 15esimo Di Paolo si incunia in area e firma l'1-1 con un preciso sinistro e giro. Passano pochi minuti e Cancellieri su punizione completa la rimonta, 2-1 e De Simone in festa. Prima dell'intervallo occasione da una parte e dall'altra, con Farroni protagonista di un intervento decisivo sul colpo di testa botta sicura di Levac. In avvio di ripresa, come era accaduto nel primo tempo, arriva il 2-2. Ghislandi ribadisce in rete dopo la risposta di piede di Farroni sulla punizione dal limite di Sissé. Ma al 63esimo, dall'altra parte, ancora Di Paolo, il migliore in campo, a riportare avanti il Siracusa sugli sviluppi di una splendida cavalcata di Valente. 3-2 e azzurri che sfiorano anche il colpo del KO al 70esimo, ma la difesa talentina salva miracolosamente sulla linea dopo la conclusione dello scatenato Di Paolo. Gol sbagliato, gol subito. Al 73esimo Levac, lasciato troppo libero in aria, firma il 3-3. Assalti finali del Siracusa che non producono nulla, con il risultato che non cambia più. Siciliani che raccolgono solo un punto e corsa alla salvezza complicatissima che ora passerà irrimediabilmente per la sfida in programma domenica prossima a Foggia. Pasquetta in campo invece per il Catania, che ospiterà al Massimino il Picerno. Sentiamo Marco Carli. Il secondo posto blindato è da confermare col conforto della matematica. Il lavoro in vista dei playoff, ma Viali considera il futuro del Catania legato al presente. Morale, ogni partita vale, a cominciare da quella di lunedì con il Picerno. Giusto sottolineare, come mi ripeto spesso nel prepartita, che il fine è il risultato. Cioè noi dobbiamo arrivare sia a preparare un finale di campionato importante, ma tramite crescita e risultati. Quindi bisogna stare con le antenne belle dritte, perché è pericoloso e perché comunque l'abitudine, tra virgolette, a non dare il 110% non è una buona cosa. Questo periodo sta servendo anche per conoscere al meglio i giocatori, dice Viali, che poi parla di ballottaggi aumentati. Anche in mediana, dove Quaini, Di Tacchio e Di Noia si giocano due maglie e in attacco, nonostante l'assenza di Forte. La scelta è fra Caturano e Lunetta per tenersi, soprattutto dovesse giocare il secondo, un'opzione in panchina per cambiare la partita. È un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra, e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Catania Picerno sarà seguita da Telecolor con diretta stadio. Si comincia lunedì alle 14, mezz'ora prima dell'inizio del match. Poi 3 ore live fino alle interviste in anteprima con i protagonisti. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Un bambino di 2 anni affetto da una grave patologia è stato trasferito con la massima urgenza con un volo dell'aeronautica militare dal Policlinico di Palermo all'ospedale IRCS di Milano. Il piccolo paziente è stato imbarcato presso lo scalo del capoluogo siciliano, assistito da un'equipe medica e dai genitori. Il velivolo è poi atterrato all'aeroporto di Linate, da dove a bordo di un'ambulanza il bimbo è stato immediatamente trasferito verso la struttura ospedaliera milanese per le cure necessarie. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito. Il TG Sicilia termina qui, a tutti voi un buon proseguimento di serata.